Benvenuti all'ultima serata del Premio Giorgione Off, una rassegna sofferta. Premio Giorgione Soff, in effetti. Benvenuti, siamo partiti con la alluvione e finiamo con il caldo africano, però pazienza, va benissimo. Grazie a Paolo Iasevoli per essere qui, grazie a voi per essere presenti. È un piacere per me presentare Paolo, anche perché alla serata finale del premio non era potuto venire e quindi l'ho conosciuto poco fa qui con noi finalmente. Grazie Paolo. Parto con le domande, facciamo una cosa molto semplice visto che la serata è molto frizzante per molti motivi. Dunque, chi sei, cosa fai nella vita e come sei diventato scrittore? Ciao Andrea, buonasera a tutti. Volevo ringraziarti innanzitutto per l'invito, perché mi ha dato l'occasione di ritornare a Castelfranco e di partecipare a questa iniziativa che, come dici tu, è molto frizzante, soprattutto stasera. In sottofondo si sentono le prove del concerto jazz. Io sono nella vita sono sempre stato scrittore, nel senso che ho sempre avuto un'attenzione, una passione nel leggere le cose e nel riraccontarle. Quindi il passaggio da questa attitudine alla produzione poi di qualcosa di concreto come un romanzo è stato molto, molto naturale, ed è passato poi per un percorso sia di vita che professionale, che mi ha portato un po' in giro per l'Europa. Quello che ho sempre fatto, io lavoro nella traduzione perché io mi occupo di marketing e comunicazione, quindi come lo scrittore legge la realtà e la racconta, io nel mio lavoro leggo il pubblico, leggo il prodotto e lo racconto, quindi mi occupo di questo ed è quello che mi piace fare. Grazie mille Paolo. Come mai hai partecipato al Premio Giorgione e cosa hai pensato quando ti hanno detto, chi e come ti ha detto che sei arrivato al secondo posto? Sarò sincero. Ok. Allora, innanzitutto quando ho scritto questo romanzo e poi ho trovato una casa editrice che credeva nel progetto e lo ha pubblicato, avevo un obiettivo che non era quello di veicolarlo commercialmente. Anzi, questo è il primo reading che faccio. Sì. Prima di questo ho solo partecipato a un'iniziativa più libri, mi sembra che si chiama no, aspetta, non è questo, di lettura nelle scuole. Non ricordo bene come una cosa del genere. Comunque praticamente sono le scuole di tutta Italia che invitano gli autori a leggere alle classi, e quella è stata la mia unica esperienza, perché io prendo delle pause per intrecciarmi con la voce. Bella. Io lo vedo come un sottofondo. A me piace molto. E dunque commercialmente non è mai stata mia intenzione spingerlo. La mia intenzione era quella di partecipare a concorsi per avere innanzitutto un feedback. Ok? Era per me una prova da parte di esperti delle giurie di valutazione ha una voce più bella della mia, quindi un po' di rispetto.
Sembra bene Paolo, grazie. Non so. Dunque, il premio Giorgione è uno dei più prestigiosi. Io ovviamente essendo completamente nuovo in questo ambiente mi sono lasciato guidare molto dal mio editore che è Nulla Die, e quindi con Salvatore Giordano abbiamo lavorato anche sulla scelta dei concorsi ai quali partecipare. Il mio obiettivo era quello di costruire un curriculum, era quello di avere, diciamo, delle opinioni rilevanti che dessero valore un po' più oggettivo al mio lavoro. E ci sono riuscito, nel senso sono arrivato in finale a diversi concorsi, ho ricevuto dei premi per la critica, però questo è stato il primo vero premio e ovviamente non ho potuto partecipare, non ho potuto ritirare il premio. C'era il mio collega di casa editrice Antonello Taranto che l'ho ritirato per me, e questo ho detto all'inizio, sarò sincero. Quindi Antonello mi ha detto: guarda che se vinci io ti chiamo e così parli al telefono con il pubblico. Io dico: vabbè, ma figurati se vinco, cioè io ormai sono abituato ad arrivare in finale, ma poi non vinco mai. Quando poi Antonello mi ha chiamato, io non ho risposto, perché molto vergognosamente stavo dormendo. Quindi poi sono andato a rivedere il video della premiazione su YouTube quando l'avete caricato, e effettivamente c'è Antonello che dice: ho provato a chiamarlo ma non mi risponde. Dormivo vergognosamente. Va bene. Hai fatto belle nanne. Va bene. Vabbè. Ascolta, siamo nel paese di San Melario, che è un paese che ha tutta una serie di caratteristiche sue e sembra avere quasi una propria personalità. Riprendo dalla lettura. Quella mattina la voce del bronzo vibrò contro qualcosa di inaspettato. Era un drappo pesante, forse di velluto e scuro, forse nerastro o violaceo, che veniva giù dal ramo di un platano al centro del parco Verny. Il drappo avvolgeva un corpo che la voce raggiunse a fatica, accompagnandolo brevemente nelle sue oscillazioni. Intorno occhi e bocche dilatati e mute, che il bronzo non aveva saputo turbare. Tutti fissavano l'impiccato penzolare nell'aria arricciata del mattino. Da tempo a San Melario non se ne vedeva uno e si temeva per la fama del paese. Altri 3 pendoli, infatti, avevano preceduto quello che adesso se ne stava lì a ipnotizzare il suo pubblico mattutino. Dunque, il paese dei pendoli, Paolo, è quindi il paese degli impiccati. Se non ho capito male, ma insomma, direi di sì. I protagonisti principali sono i pendoli. Sono Aurelia, Marughi e lo Spavaldo, prima del quarto pendolo, la cui identità non verrà svelata se non alla fine. Come ti è venuta l'idea di questo libro? Dunque, innanzitutto mi piace il pendolo come concetto, come rappresentazione di qualcosa che si muove senza andare da nessuna parte. Ed è secondo me un simbolo molto forte di quello che succede in questo paese, ma anche qui una rappresentanza di tutti i paesi simili a San Melario, ovvero delle persone che restano sempre nello stesso posto, che vivono sempre la stessa giornata, sono incastonati in una routine che si ripete non solo nel corso della loro vita, ma nel corso di generazioni.
e quindi i personaggi del libro, che poi sono i cittadini di San Melario, sono semplicemente una parte indistinta del paese, sono un ruolo più che una persona, e quello che mi ha interessato nello strutturare questo racconto è il conflitto tra il ruolo ricoperto dalla persona e la persona stessa, cioè il prete di paese è visto come il ruolo, come il simbolo di prete, ma è una persona che combatte con questo confine che gli è stato disegnato intorno dalla tradizione, e ci sono molte persone che cercano di andare via, ma non ci riescono, e per un motivo o per un altro sono prigioniere, non del paese, quanto più della storia del paese. Sono trascinati da un flusso che viene da prima di loro, e per questo poi c'è anche un movimento nel passato, e che loro sanno benissimo che continuerà anche dopo di loro. E per questo motivo poi c'è quest'altra leggenda del fatto che chi lascia il paese poi venga dimenticato e venga considerato morto. Sì, infatti poi c'era una delle domande che riguardava il farmacista con la sua famiglia che decidono, cioè per carità poi non vi dico niente, però è una cosa veramente incredibile. Dunque, il libro è diviso in tanti capitoletti. Ogni capitoletto è dedicato a un personaggio, ma non solo i personaggi, perché c'è anche il capitolo dedicato alla luna, ai cani, per esempio. Come mai hai scelto di strutturare in questo modo il tuo libro? È una domanda più da scrittore, proprio tecnica. Come ti è venuta in mente la strutturazione di questo tipo? Allora, innanzitutto questo per me è stato un modo di evidenziare quello che è il vero protagonista del racconto, che è il paese. Come dici tu, ci sono capitoli dedicati a ogni personaggio, che poi ovviamente le storie dei personaggi capitolo per capitolo da diverse prospettive si intrecciano, si confliggono e si evolvono, però la centralità è data al paese. Io non volevo dare rilevanza a nessun personaggio, ma semplicemente costruire l'immagine del paese dando l'impressione di passarci attraverso. Infatti per me è importante anche l'ineguaglianza nella percezione dei personaggi, perché tu quando arrivi in un paese, lo attraversi, conosci delle persone, non ti ricordi di tutti allo stesso modo. E io volevo dare questa idea e strutturarlo in capitoli brevi. Io l'ho architettato in questo modo perché mi dava la possibilità di innanzitutto avere un ritmo più veloce, di confrontarmi comunque con delle mini storie che poi si incastravano, e soprattutto mi ha divertito tantissimo vedere questo paese da diverse angolazioni, da diversi personaggi, e nascondere degli indizi, delle connessioni tra i vari personaggi in questi piccoli racconti. Diciamo che anche i capitoli non dedicati a un personaggio servono un po' a fare da collante alle loro vite, quindi si parla della pioggia, si parla, come dicevi tu, della luna, della notte, perché si racconta il paese, si raccontano momenti e movimenti del paese. Sì, infatti ho apprezzato tanto questa struttura. Ricollegandomi a quello che hai detto tu prima, ogni personaggio ha una sua storia personale, sia pubblica che privata.
e spesso queste due storie sono distanti, cioè anche la figura del prete cui tu accennavi prima pubblicamente ha questa figura qui, quando passa alcuni personaggi reagiscono in modi diversi, molto diversi, però poi si viene a scoprire che la sua storia è molto più profonda e ha delle connessioni con altri personaggi, e questo modo di strutturare i personaggi sia dall'esterno che dall'interno, la storia come dicevi tu, dà un'idea di personaggi veri, reali, tangibili. E quindi quante storie personali sono tra virgolette vere, perché io credo che vere spero che non ce ne siano tante, però a chi ti sei ispirato, se c'è qualche storia reale, insomma, era una curiosità che volevo chiederti. Diciamo che nella costruzione dei personaggi non mi sono mai ispirato ad una persona nella sua interezza. Da qualcuno ho preso i movimenti degli occhi, dall'altro il modo di parlare, dall'altro il nome, anche se sono comunque nomi sempre un po' distorti. Quindi sono sicuramente dei remix di tratti di persone o di altri personaggi che ho incontrato, che ho letto, che ho guardato, ma non c'è nessuna persona che corrisponda al 100%. Ci sono ovviamente anche io, diviso e disseminato qui in un personaggio, in un altro. Ovviamente ci sono dei personaggi che sento più vicini, perché sono quelli nei quali ho raccontato delle cose più vicine a me. Però per il resto non c'è veramente un modello. Alcuni sono anche dei modelli estetici, non caratteriali, altri invece soltanto per dei tic o delle espressioni. Quindi non mi piace sinceramente avere l'attenzione su una persona soltanto. È lo stesso motivo per cui non mi piace definire coordinate geografiche e temporali. Fissare troppo la storia nella realtà lo trovo volgare. Addirittura, ok, va bene. La centralità della storia più che del singolo particolare. Va bene, vado con la seconda lettura. Quando non era in caserma, Tirone preferiva starsene a casa, un monolocale angusto e mal illuminato nel quale trascorreva le ore libere a scrivere. Scriveva soprattutto poesie e quando era già salita la sera e con lei la malinconia, scriveva lettere a sua madre. Come il maresciallo Russolo e il brigadiere Coccia, Tirone non era nato a San Melario, ma in un paesino non lontano da lì. La distanza però contava poco, perché se non eri di San Melario eri uno straniero, e se eri uno straniero venivi da mondi alieni, anche se si trovavano appena oltre le colline. E poi c'era quella storia che se te ne andavi morivi, come capitato al farmacista Comelli e a tutta la sua famiglia. Almeno così si raccontava. Lui non aveva mai davvero capito come funzionasse questo meccanismo, eppure continuava a rispettare religiosamente le sue leggi, perché Tirone era uno che non aveva bisogno di indossare l'uniforme per obbedire. Gliel'aveva insegnato sua mamma a obbedire e lui seguiva ancora con rigore i principi che lei surrettiziamente gli aveva infilato sotto pelle. Contati gli anni, gli ripeteva nelle lunghe sere invernali. Come si contano gli anni, rispondeva il piccolo Tirone, all'epoca non ancora appuntato dai carabinieri. È facile, diceva con morbide parole sua madre. I giovani sognano, gli adulti progettano e i vecchi ricordano. Le tematiche affrontate. Le tematiche sono le più varie. Apparentemente, ma in realtà io ho cercato di individuarne una, ovvero la tematica dei rapporti umani. Quanto sono burrascosi i rapporti umani nel tuo libro e soprattutto quanto c'è di non detto in questi rapporti? Il non detto è la cosa più interessante.
Il simbolo più vicino al tema del libro è il mare. Infatti ritorna spesso come elemento il mare, perché il mare ha la componente superficiale, che è quella che vediamo anche nei personaggi, nel paese. Tu citavi prima il prete, ma anche i carabinieri, il pescatore. Sono tutte persone che ricoprono un ruolo, ma poi c'è la componente abissale, ed è quella più interessante da esplorare. Ed è stato bello costruire questi personaggi in modo tale che queste due componenti fossero legate in modo indissolubile ma segreto. Infatti c'è anche un altro elemento fondamentale che, come il mare, poi ritorna spesso, che è la luna. La luna dice brilla, ruba la luce al sole per rifletterla, sembra debole perché è più pallida, appunto non emana una luce propria, però poi con mano nascosta muove gli oceani, ok? Quindi diciamo l'azione segreta che si muove sotto la pelle del paese è la cosa più interessante e più importante da esplorare. E come in questo caso il passo che hai letto è rilevante anche per la frase conclusiva, no? I giovani sognano, gli adulti progettano, i vecchi ricordano, perché, come dicevo prima, il paese è una storia, il paese è un flusso che va dal passato, che si muove attraverso le generazioni e viene vissuto e interpretato dai movimenti delle persone, dalle vite delle persone. E quindi questi movimenti quali sono? Quelli del sogno del giovane che ha tutto da fare, ed il sogno è un movimento slegato dalla realtà. E molti giovani del paese sognano di andar via. Gli adulti invece progettano, perché il progetto è già una razionalizzazione del sogno, e quindi viene legato un po' di più alla realtà. E poi c'è il ricordo dei vecchi, ricordo chi si gira non solo si gira a guardare il passato, ma poi, diciamo, prende il passato e se lo butta davanti, perché ricordare è anche proiettarsi in un futuro a volte eterno, e lo vediamo con alcuni personaggi che vivono solo nel ricordo e creano una realtà alternativa perché non sono riusciti a cambiare quella in cui vivono. In particolare c'è il personaggio di Verdun che è legato al mare perché va sempre sul molo a correre avanti e indietro per il pontile. Scusami, no, dicevo, il personaggio di Verdun è stato il primo che ho scritto, è nato tutto da lui. Sì, è nato tutto da lui, ma penso che questo libro all'inizio avrebbe dovuto essere un horror cosmico, stile Lovecraft. Ok. Sì. Che questo paese dove poi tutto sembra normale, ma poi dietro ci sono le divinità aliene giganti, divoratrici. Poi ho detto non c'è bisogno. Non c'è bisogno di avere delle divinità aliene divoratrici, perché le storie umane sono molto più interessanti e molto più terribili. Infatti ci sono delle storie terribili in questo libro. effettivamente sì. Nel libro quanta importanza ha la mentalità paesana del pettegolezzo, della voce di paese, di quelle cose che si dicono in un orecchio? Come hai vissuto questa cosa? Lo sappiamo benissimo che
c'è una totale mescolanza, sovrapposizione, a volte anche soverchiamento del pettegolezzo sulla verità. A nessuno interessa la verità. E le dinamiche del paese poi sono simili a quelle storiche, no? Il pettegolezzo del paese corrisponde un po' alla leggenda, no? Se la trasportiamo dal microcosmo al macrocosmo, e infatti questo è espresso nella mancanza di temporalità. Quello che è successo qualche anno fa è lontano nel passato. In questo mi sono ispirato un po' agli antichi greci. Gli antichi greci avevano un orizzonte temporale molto vicino, passavano un numero non lunghissimo di anni, diventava già mito la storia. Okay? La stessa cosa in questo paese. In questo paese quello che era successo oltre la generazione precedente era leggenda, e la leggenda era ulteriormente distorta dal pettegolezzo, e tutto quello che gira intorno al pettegolezzo, quindi la costruzione di una personalità che viene vista in un certo modo e poi diventa in quel modo. Ed è questo quello che dicevamo prima, no? La superficie increspata del mare è proprio quello che si vede e viene percepito e viene raccontato dal paese, mentre la profondità abissale è quello che realmente si è. Ok, benissimo. Nei personaggi c'è anche la poesia e il romanticismo, in alcuni una sorta di arrendevolezza alla vita. Però perlomeno questo è quello che ho interpretato io. Tra questi personaggi, quale è stato il più difficile da scrivere per te, se si può dire? Sì, probabilmente. Allora, faccio una premessa. Ci sono tanti personaggi e mi hanno spesso detto: nessuno poi alla fine è felice. Cioè, sono tutte storie che poi per quanto si contraggono, si articolano, però poi finiscono sempre lì, perché è questo quello che succede nei pendoli, no? I pendoli si muovono, ma restano sempre lì. C'è un solo personaggio che ha ovviamente una storia tragica, anche quello alle spalle, però ha un momento di felicità vera, ed è la duchessa, questa donna che ha un passato sepolto, qui sepolto proprio il pettegolezzo negativo non nel senso di cattivo, ma nel senso di silenzio. Quindi sappiamo che su questo personaggio bisogna stare zitti, non bisogna parlare, perché ha un passato tragico, un passato lei da una famiglia importante, quindi non bisogna parlarne male, quindi non se ne parla. Però lei è proprio per questo una persona che si è estratta dalla società, vive isolata, si apre carnalmente a tutti, ma la sua intimità, quindi la superficie del mare è aperta a tutti, ma la profondità abissale è isolata, è tenuta nascosta. E c'è poi un momento verso la fine del libro in cui invece succede qualcosa che la smuove le acque profonde, le porta in superficie. Ok, grazie. Dunque, vado con l'ultima lettura, che è verso la fine del libro. Dunque. Chi s'era appeso forse non s'era appeso affatto. Forse era stato appeso, messo lì a penzolare da una mano troppo divina per essere percepita dall'uomo e troppo umana per essere perdonata da Dio. A San Melario le tradizioni sono una legge più crudele di quella dei cieli, e vivere tra i colli e il mare significava accettare le regole scritte da nessuna parte se non nel sangue e nei ronzii dei vecchi. Ogni deviazione era punita dal paese stesso che, come belva giudicatrice, divorava gli empi, precipitandoli nello scherno, nell'indifferenza o peggio nell'oblio.
Quando il paese falliva nel castigo o il peccatore non riconosceva l'autorità divina, mani più esperte e umane intervenivano. In questa caccia silenziosa, il peccato più terribile era considerato l'amore selvaggio, quello che aveva eroso le catene della convenzione per straripare in territori inesplorati. Allora, adesso ti leggo questa cosa qua che avevo già scritto, ma che riprende molte cose che sono già state dette e vi chiedo scusa per la ripetizione. La tecnica di scrittura di questo libro è molto particolare. All'inizio il caleidoscopio dei personaggi mi ha spaesato, ma all'interno delle varie sfaccettature man mano vengono seminati dei legami tra le diverse storie fino ad arrivare al capitolo finale, che è un vero capolavoro a mio avviso. Racchiude e lega tutto, è vero, sì, no, è verissimo. Racchiude e lega tutto quanto, rendendo il testo un corpus unico e coeso. Quanto è stato difficile scrivere questo libro per te e quanto tempo ci hai messo? Innanzitutto ti ringrazio. E la prima stesura del libro è stata molto veloce, meno di un mese. Perché sono... Allora, ti dico un'altra cosa. Io scrivo nel dormiveglia. Il sonno è la mia droga, cioè nel senso che è la mia droga, perché io scrivo o subito appena sveglio, ma proprio senza lasciare... Allora, aspetta. L'ho detto all'inizio, signore, è vero che l'ho detto all'inizio, sarò sincero, ok? L'ho detto all'inizio, sarò sincero e sarò sincero. C'è un titolo di un capitolo, tutti i capitoli hanno il copertitolo dei proverbi del paese, e c'è un proverbio che è quello che io sento più vicino, che io lo dico davvero nella mia quotidianità, che è non fare in piedi quello che puoi fare seduto e non fare seduto quello che puoi fare sdraiato. È un po' uno dei miei principi guida, e questo libro è stato scritto tutto sdraiato. L'unico capitolo che è stato scritto seduto è stato quello del farmacista Comelli, che è stato scritto in treno. Io vivo a Milano all'epoca, e quindi è stato scritto in treno, ma il resto è stato scritto tutto a letto al buio, o appena sveglio o prima di andare a dormire. Nei weekend c'era una sessione in più, perché poi nei weekend io dormo anche nel pomeriggio, quindi e quindi è stata veloce la cosa, capito? Poi la struttura a capitoli brevi si prestava benissimo per questa tecnica, perché io scrivevo un capitolo, poi dormivo, poi magari mi svegliavo e scrivevo un altro capitolo. Ok, quindi è stato molto, molto, molto naturale, e poi ho dovuto riscrivere tante cose, però. Perché il percorso è stato questo. Io ho finito il libro, gli ho dato un titolo che non era questo, e poi l'ho fatto leggere a una decina di persone che io ho detto... Innanzitutto erano quelle con le quali io dicevo: ok, ma io davvero sto dicendo, ho scritto un libro, ma chi se ne frega? E quelle che non mi avrebbero risposto così, e quindi ho raccolto tutti i loro feedback. Dopo 5-6 mesi ho riscritto alcune cose, le ho riscritte molto, tipo l'inizio e la fine, le ho riscritte tanto. E poi quando mi sono sentito davvero sicuro l'ho inviato all'editore. L'editore mi ha detto: guarda, prima di inviarmelo, leggilo di nuovo, perché così quando ce lo invii facciamo un giro di editing e poi lo pubblichiamo. No, ma io l'ho letto già tantissime volte. Guarda, leggilo un'altra volta. Va bene. L'ho letto e ho detto: ok, adesso è perfetto, vai, pubblicalo. No, adesso facciamo l'editing. Fanno loro l'editing, me lo rimandano per conferma, e io gli segno sul file dell'editing finale 470 cose da cambiare, e dopo questo giro di editing ne abbiamo fatti altri 7.
E così scoprimmo che scrivere nel dormiveglia è molto utile a livello creativo, ma ha dei difetti a livello più strutturale. No, erano tutte cose, no, grammaticalmente per fortuna non c'era molto da ritoccare, ma erano... Allora, l'hai visto che ci sono tanti incastri, tante cose che poi... Questo è stato... Io ho avuto tre sfide grosse da affrontare. Parlo un po', se ti dispiace. Tanto hanno cominciato a suonare e si sente come sottofondo. Loro stanno cenando, scusate l'interruzione. Allora, le sfide sono state innanzitutto il numero di personaggi. Come fare a far ricordare al lettore 30-35 personaggi? Questa era la cosa più difficile. Io mi sono ispirato a una delle mie opere preferite, che è One Piece, che è un manga che ha centinaia di personaggi, e questo per me è stato utilissimo, perché l'autore di questo manga non solo riesce a gestire tutti questi personaggi, ma riesce nel giro di 2 o 3 pagine a caratterizzarli e a stravolgerne poi la caratterizzazione. Quindi un personaggio che in una pagina odi, la pagina dopo lo ami, però poi è finito, diciamo, nel giro di 10 pagine quel personaggio poi non c'è più. Solo che lui lo fa nell'arco di 25 anni, io l'ho dovuto fare nell'arco di un libro. E quindi, oltre a caratterizzare i personaggi con il nome, quindi sono tutti nomi strani perché sono più ricordabili, quando parlo di loro, io associo sempre il loro ruolo, la loro professione. Quindi c'è il brigadiere Coccia, c'è il barbiere Iammone, non viene mai citato soltanto il nome. Perché? Perché io il nome posso dimenticarlo, ma che quello è il barbiere me lo ricordo, ok? E questa è anche un'altra cosa che ho preso dagli anime, dai cartoni giapponesi, perché loro si chiamano molto, no? Ripetono spesso il nome della persona, no? E ripetere spesso il nome dei personaggi aiuta a ricordarlo. Questa era la prima sfida. La seconda sfida era sui dialoghi. Io leggo pochissimi autori che non sono ancora morti, e uno di questi era Cormac McCarthy, che però poi è morto. L'anno scorso è morto, quindi basta così. E Cormac McCarthy c'ha questa cosa che usa solo il punto e la virgola e basta. Poi dopo ho scoperto Jon Fosse, che non lo conoscevo perché la letteratura scandinava non è tra i miei territori più frequentati, forse perché sono ancora troppo vivi, non c'è nessuno morto che... Però Jon Fosse poi ho scoperto che non usa neanche punti, quindi mi sono proprio innamorato di lui. Però in questo libro ci sono solo punti, virgole, c'è qualche trattino, c'è qualche puntino, c'è una sola occorrenza di 2 punti, perché proprio ci voleva. Però i dialoghi che vengono incastonati nel discorso, quindi non c'è una separazione, Tizio dice questo, poi Tizio dice quest'altro, no, sono un flusso unico. Quella era la cosa che mi preoccupava di più. Dico, si capirà, non si capirà, anche perché l'altra persona che io ho guardato molto da vicino nel tema dialoghi è Saramago. E Saramago è uno che una persona lo capisce, 10 lo odiano. Io ovviamente lo amo tantissimo, l'ho letto anche in lingua originale perché volevo proprio... Sì. Io le lingue che conosco le leggo in originale, quindi spagnolo, portoghese e inglese li leggo in originale perché
rivaluto poi gli autori. Un altro che era vivo e che poi è morto è Philip Roth. Philip Roth ho iniziato a leggerlo che ancora respirava. Poi o porto sfortuna io o ci metto troppo a leggerli. Ho iniziato a leggerlo in italiano e ho detto questo mi sembra un Bukowski un po' più elegante, sì. E a me non piace Bukowski. E quindi ho detto vabbè, ma perché così osannato? Voglio provare a leggerlo in lingua originale per vedere se magari è lo stile che fa la differenza. E lo stile fa la differenza, è bravo. Cioè, poi non è che lo devo dire io che Philip Roth è bravo, però per me è stato rivalutato, l'ho rivalutato tanto. E poi leggere in lingua originale ti permette di saltare un passaggio che in alcuni casi è solo stilistico, in altri casi è sostanziale. Se tu leggi Beloved di Toni Morrison, dove i protagonisti sono gli schiavi liberati in America, io non oso immaginare come possono essere stati tradotti in italiano, perché lì parlano con il linguaggio degli schiavi americani neri. O Lolita, che per fortuna è stato scritto in inglese da Nabokov, perché il russo non lo conosco. Però Nabokov, che parlava russo, inglese e francese, fa così tanti giochi di parole che io poi ho chiesto a una mia amica: ma senti, in italiano questa frase qui come la traduceva, questa qui come la rendeva? E si perde tantissimo, proprio non a livello stilistico, a livello proprio di contenuti. E quindi dove posso leggo sempre in lingua originale. E questo per dire che i dialoghi sono stati non una sfida, perché a me viene naturale scriverli così, ma una preoccupazione. E la terza invece è stata poi un po' la caccia al tesoro, diciamo così, il nascondere le storie. In questo caso parliamo di narrativa emergente, no? Lo storytelling che non viene raccontato dall'autore, ma che deve essere tirato fuori da chi legge. E questo richiede un impegno notevole da parte del lettore. E io qui ho detto: io l'ho fatto questo soltanto per divertimento mio personale, proprio è stato egoistico, è stata una scelta egoistica, perché dico, questo magari lo può pretendere chi ha già un pubblico, e quindi quel pubblico si può impegnare a leggere, a scovare gli indizi, a sforzarsi di collegare le storie di 30 personaggi che poi non sono dette, che poi sono citate, e che poi c'è un personaggio che odia il colore rosso, non viene detto altro, però dopo 20 capitoli c'è una cosa che ha il colore rosso e può essere collegata. Quindi questo, l'ispirazione di fare questo l'ho preso da un videogioco, invece da un videogioco che si chiama Dark Souls. È un videogioco dove non viene raccontata la storia, ma devi tirartela fuori tu leggendo le descrizioni degli oggetti. Ed è vero che è difficile farlo, però quando lo fai entri nella storia. E poi a me è piaciuto molto chiedere a chi ha letto il libro chi si è impiccato, perché non viene neanche chi si è impiccato viene svelato poi alla fine, e non tutti rispondono la stessa cosa. Oppure chi era l'amante di chi ha ucciso chi. Tutte queste cose, se le avessi dette esplicitamente, sarebbe stato molto, molto facile per il lettore, ma molto meno divertente per me. Sarebbe stato più banale. Ok, va bene. L'ultima domanda, e poi terminiamo questa presentazione così vivace. Hai qualche progetto per il futuro? Qualche cosa nel cassetto, qualche idea, qualche progetto, qualcosa che già sta crescendo? Sì, diciamo che
questo libro per me è stato sempre una porta d'ingresso oltre che una prova. Ho voluto, come dicevo prima, non veicolarlo commercialmente, ma solo per creare qualcosa che mi permettesse poi di avere una base di partenza più solida per il prossimo lavoro, sì. E non lo so ancora se ci riesco, perché è una cosa molto più semplice di questa, ma estremamente più complicata a livello concettuale. Non so se ci riesco sinceramente, però siccome a me piacciono i tatuaggi, quindi io dopo aver scritto questo libro ho fatto un tatuaggio dedicato a questo libro, e ho già fatto però il tatuaggio dedicato al libro che viene dopo, quindi adesso lo devo scrivere, lo devo scrivere per forza. Quindi io lo farò, poi non so che percorso avrà, però sicuramente sì, e ormai sono più di 3 anni, già da prima dell'uscita di questo avevo molti elementi del prossimo lavoro. Ottimo, grazie mille, grazie. Ora se ci sono domande dal pubblico, vai. Io ho una domanda, perché la copertina avete messo un albero? Galileo ci chiede perché la copertina del libro è un albero. Perché di solito dagli alberi pendono i frutti, no? E in questo caso però pende una persona. Io non voglio... basta così. Allora, io ti dicevo prima, sono andato a fare questa lettura nelle scuole perché mi piaceva molto l'iniziativa, e ho parlato con i ragazzi, erano ragazzi di quinto superiore, e io ho parlato del libro, ma io ho parlato della letteratura in generale, ho letto dei passi senza dirgli tra l'altro l'autore, perché il problema qual è? Che quando qualcuno sente un nome si spaventa. Io quando ho parlato con la professoressa prima di andare lì, era il centenario della morte di Proust, quindi ho detto capita proprio questa settimana, Proust è uno dei miei autori preferiti, parliamo di Proust. Ma sei pazzo? Questi non capiscono niente. Ho detto, ma come non capiscono niente? Non capiscono niente, pensa se capiscono Proust. E vabbè, ci penso io. Allora io ho fatto questo gioco che si chiamava Lo leggeresti? In cui io leggevo dei brevissimi brani di classici, quindi parliamo di Dostoevskij, Tolstoi, Proust, Kafka, senza però dire di chi era. E poi chiedevo ai ragazzi, immaginatevi un'aula magna con un centinaio di ragazzi, lo leggereste? Loro dovevano alzare la mano se sì o no. Tantissimi ragazzi sono stati costretti a leggere Proust perché hanno alzato la mano, perché è ovvio che se tu dici sono 3.500, 4.000 pagine, non lo so, di uno che passa 3 ore a descrivere una maniglia della porta, è ovvio che dici che palle. Però se tu gli dici guarda, tutto questo è perché lui ti sta raccontando che il tempo non è lineare, il tempo è diffuso. Noi siamo circondati contemporaneamente dal presente, passato e futuro, tutto allo stesso momento. E lui ti dice il ricordo è una macchina del tempo, sensoriale. E allora lì i ragazzi si interessano, gli piace. Poi ci sono delle parti di Proust che sono effettivamente pallose, e questo però... Ma non le hai lette a scuola? No, ho letto solo quelle più interessanti. Però questo per dire che alla fine la professoressa è stata molto contenta. E ha detto ai ragazzi, mi raccomando ragazzi, leggete il suo libro. Ho detto no, non lo leggete. Non ancora. Galileo, non lo leggere ancora. No, più avanti. Va bene. Viviana?
che le cose non vengano dette, cioè non si sa chi è l'assassino, chi è quello che sta impiccato. Alla fine tu hai la tua idea oppure è aperta, nel senso che ognuno potrebbe scegliere effettivamente qualcosa, neanche tu l'hai. Allora, lo ripeto, mi chiede Viviana, perché se tra tutte le cose nascoste, tra tutte queste cose emergenti, ce ne sono alcune che neanche io avevo previsto, la risposta è sì. Nel senso che, siccome l'interpretazione è libera, ci sono delle interpretazioni che ho ricevuto di collegamenti che io non avevo pensato e che mi sono piaciuti, no? Ed è bellissimo perché la scrittura è un atto collettivo, no? Sempre questo. La narrativa emergente apre ulteriormente questa dimensione. Qualsiasi libro, quando noi lo leggiamo, lo interpretiamo, e quindi anche soltanto immaginando la voce di un personaggio, noi quel personaggio lo cambiamo rispetto a come l'aveva pensato chi l'ha scritto. In questo caso c'è un intervento ancora più profondo, perché va proprio nella storia, va proprio in cosa è successo, perché è successo, e effettivamente a volte dicevo: ah, ma bellissima questa cosa, che... E dico, veramente? Sì, no, perché io l'ho pensata proprio così, grazie mamma, io l'ho fatta apposta questa. Certo che l'ho fatta apposta. Però è bello. Io non mi approprio di tutte le idee che ci sono, è mio, è proprio un atto di condivisione. Che bello, grazie. È una cosa comune, però effettivamente, che poi, cioè comune, capita che i lettori scoprano delle cose che neanche l'autore aveva pensato, però è una cosa molto bella. Bene, grazie a tutti per aver partecipato, grazie alla libreria Ubic per averci supportato a livello logistico. Se desiderate acquistare il libro, Paolo rimane qui per il firmacopie, e grazie mille di essere stato qui con noi. Grazie a tutti e buona serata.